Buonasera, Walter da Cappella Maggiore. Io volevo capire un attimino, una volta raggiunto l'indipendenza, come funzioneranno a livello politico le decisioni di tutte le varie cose. Volevo chiedere all'avvocato Morosin e agli altri rappresentanti come non si è parlato di giustizia, non si è parlato di legalità, che è la cosa più importante. Perché io quando vado in giro per l'Italia nel mondo mi vergogno a dire di essere veneto dopo i fatti che sono io successi. sono Anna. Volevo sapere come si fa a essere un membro attivo di Indipendenza Veneta. Buonasera, Rolando, Federoba. Dunque, io volevo chiedere, vorrei domandarvi, mi parla in lingua veneta, vorrei domandare quanto può influire negativamente sulla causa che si deve portare avanti la frammentazione che sicuramente viene e vignerà fuori ancora di più, probabilmente, alle prossime elezioni, di tutte queste forze che a vario titolo le portano avanti praticamente a questi incontri la stessa idea. Prevalentemente sento parlare come forza propulsiva, direi fondamentale perché non sento parlare di altro, una forza economica di convenienza che è giusto, e di guadagno e di una vita migliore pensando soltanto all'aspetto economico. È sempre stato tralasciato l'aspetto legale. Siete tanti avvocati, però mi piacerebbe sapere se c'è una visione della legalità nel futuro Stato Veneto, cioè di come sarà la legalità. Una bella ragazza che là in fondo diceva come posso essere attivista in Indipendenza Veneta, fuori ci sono i banchetti, non vogliamo perdere il tuo contributo, quindi ti invito ad alzarti subito che dopo non trovi una serie amico che c'è confusione che c'è frammentazione. Allora, io credo che sul tema bisogna spendere una parola con molta onestà. Noi se non abbiamo come nemico l'Italia, a maggior ragione non possiamo avere come nemici coloro i quali in vario modo, interpretandolo a volte con spontaneismo, parlano di indipendenza. La questione è delicata, però è una questione che a mio parere, a nostro parere, si sta risolvendo. Nel senso che non c'è, ripeto, contrapposizione sull'obiettivo, c'è a volte una visione diversa del metodo. Io credo che abbiamo dato, se me li consentite, lo dico con orgoglio, una lezione di credibilità che gli altri purtroppo hanno dovuto, della quale gli altri hanno dovuto prendere atto. Che cosa? Noi abbiamo sofferto moltissimo questo aspetto, però non abbiamo mai così espresso delle condanne. Abbiamo detto ci sono degli amici che vedono in modo difforme da noi l'obiettivo dell'indipendenza. Ma c'è stato un momento, credetemi, cruciale che io voglio richiamare. Abbiamo lavorato in tanti, siamo partiti quasi tutti assieme nel 2012 col tema dell'indipendenza posto al centro della nostra azione politica, e nel maggio dell'anno scorso, a maggio dell'anno scorso, quando ormai la proposta di legge 342 era addirittura d'arrivo, qualcuno freneticamente pensava alle elezioni regionali di marzo, sbagliando su due cose. Primo, che non potevano tenersi a marzo, perché la legge 5 del 2012 prevede che si devono tenere tra il 15 maggio e il 15 giugno. In questo senso la nostra battaglia è stata anche molto forte, coinvolgendo gli amici di 5 Stelle che ci hanno dato una mano per un'azione contro il Ministero dell'Interno. L'altra questione è che a maggio purtroppo persone che si dichiaravano indipendentiste hanno detto la proposta di legge 342 non ha i numeri, non passerà mai e quindi parliamo di elezioni regionali. Per noi è stato un errore gravissimo, una non percezione invece che era il momento in cui bisognava unirsi. Siamo trovati soli, ma non per questo abbiamo mollato, anzi abbiamo lavorato più alacremente e più convintamente e abbiamo dimostrato che se si vuole l'obiettivo lo si ottiene. Tant'è vero che con Michele ed altri per 3 giorni, il 10, 11 e 12 giugno, abbiamo presidiato letteralmente il Consiglio regionale, e quando ci dicevano, governatore compreso, l'11 giorno prima, Morosin non rompere perché non ci sono i numeri, avevo sul taschino il foglietto con le chiamate ai 18 consiglieri regionali che erano decisivi,
e avevo la certezza che c'erano, loro ne sono buoni testimoni, ma c'erano anche i giornalisti, da 29 a 31 voti, e il giorno dopo sono venuti fuori 30. Quindi bisogna avere l'umiltà, anche in questo caso, la visione e la determinazione a non mollare mai. Quindi io credo che non chiudiamo le porte a nessuno, ma è evidente a tutti che ormai il movimento che ha interpretato il progetto Indipendenza è Indipendenza Veneta, ce l'abbiamo nella ragione sociale, ormai è l'unico movimento che ce l'ha nella ragione sociale, non lo molleremo mai. Forse prima non l'ho detto bene, ma che si vada adesso che il 28 di aprile la Corte Costituzionale dichiari o meno l'illegittimità della legge non cambia per noi l'obiettivo, perché gliel'abbiamo detto stamattina in conferenza stampa in Regione, se viene bocciata la prima seduta della prossima riunione del Consiglio regionale, quello che noi vogliamo sia il Parlamento Veneto, dovrà avere all'ordine del giorno l'approvazione immediata della legge 16, togliendo quel capitolo infame che dei politici, questi attuali che siedono in Consiglio regionale, non hanno avuto il coraggio di affrontare, di mettere a carico di noi cittadini veneti le spese di un referendum, mentre quello per l'economia sarebbe stato a carico dell'erario, che comunque siamo sempre noi. Questa è stata una scelta di codardia e di paura che la prossima volta non consentiremo. È per questo che noi valuteremo attentamente se partecipare o meno alle elezioni, perché bisogna sbloccare questo momento di difficoltà che hanno avuto per temerarietà, non per temerarietà, per paura, per timidezza, per codardia, per incapacità politica e quant'altro. Quindi, venendo alla domanda e rispondiamo, noi abbiamo, penso, interpretato, senza dire che gli altri sono dei nemici, ma dicendo ragazzi guardate diversamente la scadenza delle regionali. Le regionali non sono nient'altro che un momento per rivitalizzare e rendere l'indipendenza, mettere l'indipendenza al centro del dibattito, e oggi l'abbiamo lanciato. Guardate che i 3 candidati presidenti, e concludo, che parlano solo di autonomia, ci hanno lasciato una prateria aperta. Probabilmente noi in quella prateria dovremo scendere con coraggio, con convinzione, con serietà, portando il progetto dell'indipendenza al centro del dibattito. Altro che autonomia, indipendenza punto fermo, sia prima delle elezioni, campagna elettorale, sia immediatamente dopo se la legge venisse bocciata. Abbiamo la visione sul tema, non molleremo di un punto, statene pur certi, Indipendenza Veneta non tradirà, gli altri verranno con noi di Nessuno Stato nascente che precostituiva una Costituzione, una legislatura che aveva tutto pronto, non c'è mai stato neanche. Pensa io che quando gli americani che avevano già ottenuto l'indipendenza, Adams e Franklin studiava anche la Costituzione veneziana attraverso l'ambasciatore Dolfino a Parigi, lui aveva contatti e cercava di capire come funzionava la Costituzione veneziana, ed era particolarmente impressionato dal principio di collegialità e dal controllo reciproco dei vari magistrati. E quindi questo controllo pressante, durava pochissimo la magistratura, lo sa che durava in carica 6 mesi, 1 anno al massimo, dopodiché entrava nella cosiddetta contumacia, che chiamava così, che nel processo italiano ha tutto un altro significato, cioè il imputato assente del processo. La contumacia era uno che doveva stare a casa sua per un fiatino, a solarsi, ecco, perché la politica se no lo condizionava massa. Non che dopo l'uomo del potere non restasse un uomo del potere, ovviamente, no. Chi che poteva, come in tutte le società umane, non c'era una società perfetta, quindi anche a quello che aveva influenza e quello che contava restava un uomo di influenza e di importanza. Intanto stava i sogni li faceva dall'esterno. Dopo che c'era il fatto che c'era un sistema più simile a quello inglese, allora forse quello inglese che adesso si chiama sistema di common law, cioè non c'era per esempio una Costituzione scritta, si veniva di contarne che la Costituzione scritta è il massimo lume della civiltà dell'uomo, e ora inglesi sei civili perché ora noi aggiamo, e non mi pare che sia così. E se veniva a portarne il Code Napoleon,
come fosse una massima conquista di civiltà anche quella, e che io a scuola che dice Napoleone si è fatto tanti sporchessi per portare con Napoleone. Gli inglesi non ha il codice, e si ancora una volta i civili. Chiaramente non è così. Nessuno può dare risposte certe in questo momento, manca gli altri, se gli ha preso un son e anche superficiale. Se può dire che il fai a cui si guarda è democrazia diretta, perché qui attuale è indiretta, cioè eleggiamo qualche dun che dopo non vediamo più, buttiamo i skate su un calderon che non vediamo più, cioè praticamente non vediamo più niente e nessuno, questo è il principio. Mentre la democrazia diretta, come in Svizzera, ti vedi in faccia, i skate resterà, e quindi un rispetto reciproco, un controllo reciproco tra istituzioni, tra cantoni, quindi tra Holländer in Germania, cioè portare di signa politica al cittadino e assare skate nel territorio, semmai con un principio federalista anche all'interno di un nuovo Stato, dove che nessuno ha da soffrire all'interno del territorio, però non è che mi vengono torte e to risorse e mi porto a casa mia e non ti dico neanche a grazie, perché questo è il senso. E voglio fare un'ultima osservazione quando si è detto del problema del Mose a Venezia, verissimo, però guardate che questo è proprio, mi ho difeso uno dei primi, quindi ho visto da vicino all'inizio quel processo. Guardate che il pesce spuzza sempre da testa, ricordevo, perché il sistema di corruzione che si va a Venezia è proprio un treno ad alta velocità Roma-Venezia, d'accordo? Ricordevo bene. E che ha trovato adesso è a parte veneziana, se va detto ormai se Dio provare ad attaccare a parte romana, ma è un problema serio, anche per le procure della Repubblica non è facile, perché c'è un pantan, ecco. Allora, portare via, cioè troncare questo sistema non si è riformato, troncarlo, vi assicuro che già c'è una buona cura bea robusta contro questi fenomeni patologici.